Allora, andiamo a vedere invece un video ora, un video proposto subito oggi dall'UGL. Mentre diciamo che la Juventus quindi si è assicurata lo scudetto, ne parleremo dopo perché sono cose insomma, sono frivole queste, ma quelle che abbiamo visto non sono per nulla frivole. Vedete, l'italiano deve cominciare ad avere coraggio, prendere coraggio, no? Deve cominciare insomma a ribellarsi, no? È ignavia quello che abbiamo visto ieri, no? È facile dire sono 4 teppistelli, ma i 4 teppistelli devono essere messi in condizioni di andare via in una sedia a rotelle. Cioè, qual è il problema? Il problema di essere indagati? Cioè, ma che figura abbiamo fatto ieri? Come Italia nel mondo. Tutti ridevano, ma come? Vedere questi poliziotti che sparavano col fuciletto e questi altri a 100 metri che sfasciavano e facevano quello che volevano. Ma stiamo scherzando solamente per paura che all'interno del Parlamento qualche viscido politico, politicante, possa dire che la polizia è fascista. E quindi si preferisce dar fuoco alle macchine, dar fuoco ai palazzi, tanto chi se ne frega, tanto non pagheremo, piuttosto che la polizia intervenga. E c'è l'altro che dice, meno male, tutto è finito bene, quel che è finito bene, ora proteggiamo la Scala. E quindi la Scala è protetta da 4.736 poliziotti, 26.403 carabinieri, 43.000 guardie di finanza perché sono i potenti. Sono i potenti. Mentre i poveri disgraziati che hanno magari acquistato la macchina a rate o hanno il negozio per poter mettere assieme il pranzo con la cena, no, quelli sono poveracci, scusate, chi cavolo se ne frega? Vedi Rosario Padovano, non ho messo i puntini, ma più o meno è così. Chi cavolo se ne frega? E io queste cose non mi ci trovo, Raffaele Padrone, non mi ci trovo, perché allora dico, chi è che ci deve difendere? Chi è che deve difendere quel cittadino che ha messo la vettura nell'apposito parcheggio pagando il ticket e se l'è ritrovata bruciata? Chi lo difende? Alfano? Alfano? No, prego. È quello che abbiamo visto purtroppo grazie ad aver messo in ordine il filmato. Sono episodi e immagini che ci riportano indietro nel tempo. Abbiamo visto Genova, ma Roma se l'è dimenticata, direttore. Stesse immagini, anzi addirittura lì immagini ancora più inquietanti contro i mezzi della polizia e dei carabinieri. Se si ricorda c'era quel carabiniere che ha rischiato di morire incendiato all'interno del proprio furgone. Il problema è questo, direttore, lei l'ha toccato, queste immagini ci portano a essere derisi da tutto il mondo, lì c'era tutto il mondo e così c'erano provenienti da altri paesi del mondo teppisti all'interno, se passano le immagini, all'interno di questo gruppo. Allora la libertà La libertà e democrazia è giusto protestare, benissimo. Ma quando mi arriva uno travisato, col casco in testa, impossibile a riconoscerlo, io che faccio parte del corteo per primo lo devo cacciare fuori, altrimenti sono complice, è inutile che dicano ma noi siamo democratici, no, non è vero. Dentro se li sono tenuti nel loro ventre, chiaro? Esatto, ma sembra che, lei l'ha detto prima, sembra che la polizia non sia capace di intervenire. Questa è la cosa che mi dà più fastidio come appartenente alle forze dell'ordine. Il problema invece è che noi che insegniamo al resto dell'Europa, al resto del mondo a lavorare, ci dà fastidio subire queste cose. Ma questo è un discorso politico, perché finché ne parliamo, possiamo parlare di quello che vogliamo,
è un discorso, è un intervento molto particolare, direttore, quello dell'ordine pubblico. Non è che si può andare a prendere una persona, tirarla, anche perché questi sono nascosti lì dentro, l'abbiamo visto. Allora non è come l'intervento per rapina, lì ci sono i ladri, tu intervieni. È un intervento molto delicato, ma questo è un intervento di politica. Questo, noi ancora una volta, la polizia da cuscinetto con questo sistema, è il sistema che non funziona. Sì, qualcuno pro padrone ha parlato di strategia della polizia, cioè farli sfogare per poi naturalmente calmare. Ma quando io... E poi se ne sono andati. Allora, devo sfogare un bisogno fisiologico, è questo il problema. Lo faccio nel suo giardino, mi sono sfogato e me ne vado. A lei darebbe fastidio, no? Assolutamente. Ma se lei non riceve l'ordine di comportarsi diversamente, questo succederà e succederà ancora. Allora, fin quando i tre attori, che sono la politica, la polizia, o chiama forze dell'ordine, e magistratura, si metteranno seduti a un tavolino e diranno quali sono i compiti, la magistratura sarà quella che dovrà intervenire. La politica... di comportarsi così i poveri cristi che guidavano. Guarda, vengo lì con la carrozzina. Certo, questi sono gli ordini. Allora, se la politica fa le leggi, capisce, commisso, se la politica fa le leggi, la polizia non può intervenire perché poi c'è la magistratura che passa a ferri corti questi getti, non andremo da nessuna parte. Quindi i tre soggetti, per non avere ancora di queste immagini, si devono sedere a tavolino. Questo, perché se no sarà sempre così, direttore. Io ti ringrazio, Raffaele, però vedi, la cosa di questo paese burattino è che il giorno prima erano avvenute, diciamo così, le prime schermaglie, i primi incendi, le prime vetrine rotte. Il giorno prima! Direttore, qualcuno ha detto facciamogli fare la manifestazione fuori da quel posto. Dio te ne liberi, perché ti spaccano tutto. Costretti a portarli in piazza. E domani, chi si prende la responsabilità? Padrone, ma non è finita, perché domani c'è un'altra manifestazione. Sì, e quel collega che è stato ferito e sarà lì presente perché è un nostro iscritto e si è preso una bomba a carta ieri e non è seguito da nessun psicologo. Domani va a fare un altro turno di servizio. Bene, allora grazie a voi.